Presidente Deni, un accordo con la TVA per dare la possibilità ai tanti che magari non lo possono fare e che sono fuori di vedere le partite in replica indifferita. Oggi alle 4 ci sarà la prima replica, poi a mezzanotte e mezzo dopo l'ultima edizione del telegiornale, giovedì alle ore 21 e venerdì alle ore 18. Ecco, un segnale importante che deve essere anche di stimolo ai tanti a venire al campo. Allora, abbiamo ritenuto formalizzare questo accordo con TVA per dare la possibilità a tutti, diciamo, gli sportivi che sono fuori sede a seguire le partite dell'Aires. È ovvio precisare che TVA rimanderà in onda indifferita, perché per quanto riguarda la diretta abbiamo accordi con un'altra TV, per cui dico, in ogni caso è un segnale forte, perché daremo la possibilità a tutti di poter seguire le partite della Matagragas. E deve essere anche uno stimolo a venire al campo per seguirle in diretta, Presidente, dal vivo, che è un'altra cosa ovviamente. Diciamo che questo abbiamo sempre detto, abbiamo anche detto che per fare un progetto importante servivano alcune componenti, e una di queste componenti era la presenza allo stadio della tifoseria, e devo dire che con il senno del poi siamo assolutamente soddisfatti della presenza che c'è settimanalmente del pubblico agrigentino, che ci segue con affetto e con interesse. Presidente, ecco, so che lei al momento è fuori sede, infatti l'abbiamo raggiunta solo telefonicamente, non potendolo fare di presenza. Ecco, so che sta lavorando anche a qualche novità, qualche arrivo per la squadra, qualcosa di importante, se è lecito anche anticiparcela. Ma diciamo che stiamo valutando la possibilità di un innesto diciamo, come punta centrale, perché abbiamo avuto Vitteri che ha avuto un piccolo infortunio, credo che si riprenderà, però mi pare doveroso che su questo fronte, su questo reparto, bisogna che ci sia un'alternativa, e ci stiamo muovendo, diciamo, di conseguenza. Abbiamo novità per i rapporti con il Comune di Agrigento in merito al campo sportivo, alla concessione, all'impianto di luce, cioè agli annunci arrivano qualcosa di concreto o no? Diciamo che per ora le uniche cose che abbiamo visto è la grande sensibilità dell'assessore allo sport, l'assessore Gerlando Piparo, che si è attivato per sistemare alcune cose all'interno della struttura del campo. Abbiamo promesse che sul fronte, diciamo così, strutturale, il Comune ha riacquisito la sensibilità per poter soddisfare quelle che sono le esigenze della società, però devo essere anche molto onesto, fino ad ora non abbiamo visto niente, siamo in attesa.